Dovremo chiedere al governo e all'Europa un cambio di marcia che metta la parola fine a questi sbarchi fino a quando la situazione non sarà quantomeno ritornata serena. Oggi siamo tutti a rischio in Italia e in Europa e quindi è evidente che deve esserci una presa di posizione forte da parte dell'Europa. Vale per le metropoli, così come per i territori di provincia, l'allerta terrorismo è generale, dice Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, man mano che escono dettagli sull'attentatore di Bruxelles, con il 45enne tunisino sbarcato a Lampedusa nel 2011 e noto sia in Italia che in Svezia per essersi radicalizzato inneggiando la Jihad, la guerra santa. Ci troviamo da una parte un terrorista che è sbarcato per ben 2 volte in Italia, è stato espulso da un paese, è stato messo in arresto, è stato fermato dalla Digos, ma è stato libero di uccidere 2 persone a Bruxelles, e dall'altra un ex ministro che per cercare di fermare queste persone oggi si trova a doversi difendere davanti a un tribunale, che è il ministro Salvini. Cioè, capite che è un cortocircuito incomprensibile, irragionevole e che non vogliamo accettare. Da qui la richiesta di alzare le misure di sicurezza partendo dagli sbarchi, la cui gestione continua a dividere anche i cittadini. Secondo me è giusto, io ritengo sia giusto. Ormai siamo in una situazione che è abbastanza insostenibile, a parere mio. Sicuramente delle misure di sicurezza possono comunque aiutare non solo l'Italia ma anche l'Europa a gestire questi sbarchi. Bloccare gli sbarchi sì, bloccarli. Mi dispiace per determinate persone, però è una cosa che non possiamo più tollerare qui in Italia, anche per il disagio che si sta creando sociale. Sbarcano anche tante persone per bene in cerca di un loro futuro, quindi che ci siano idee rivolte proprio a far sì che riusciamo a vivere in armonia. Il mondo colorato è bello.